Continuiamo con la cronaca. Un incendio divampato nelle prime ore di stamane ha completamente distrutto il mobilificio Carrara a Villanova di Camposampiero. I danni sono valutati in circa 3 miliardi di lire e non sono coperti da assicurazione. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti. Il nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia ha acquisito documentazioni relative all'attività della Diadora, l'azienda trevigiana che opera nel settore dell'abbigliamento sportivo e sponsor di numerose iniziative. I magistrati starebbero controllando alcuni pagamenti i cui importi, anziché confluire nella contabilità aziendale, sarebbero finiti nei conti bancari personali dei titolari dell'azienda sportiva. Sarà riesaminata il 27 ottobre prossimo dal Tribunale della Libertà la richiesta di revoca della custodia cautelare nei confronti di Giorgio Uber, 44 anni, finito in carcere con l'accusa di tentata estorsione e incendio doloso dell'Emporio Salata a Tencarola. Interrogato dal magistrato, Uber avrebbe escluso di aver avuto una qualsiasi parte nell'estorsione, ma secondo il GIP non sarebbero venuti meno gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Nel processo aperto ieri e subito rinviato a dicembre, la società Grassetto si è costituita parte civile contro l'ex senatore democristiano Maurizio Creuso. L'uomo politico è accusato di aver chiesto e ottenuto dall'impresa di costruzioni 600 milioni per l'appalto dei lavori dell'opera Immacolata Concezione alla Mandria. All'epoca dei fatti Creuso era assessore regionale agli interventi sociali e alla sanità. La provincia di Padova si vede escludere dalla graduatoria di merito stilata dalla Regione per le sovvenzioni a favore dei comuni colpiti dal fortunale di fine estate. A lanciare gli strali l'assessore alla protezione civile Giancarlo Cantelli. Poi abbiamo Franco Bruno che ha 0,8 aree di vigneto, 0,6 aree di Gran Turco e un'area e 20 di radicchio. Poi abbiamo, questo è fortunato, si chiama Martin Graziano, che ha 8 aree di radicchio,